all'uomo a Padova, 6 donne hanno denunciato di essere state molestate in Prato della Valle, il maniaco avrebbe circa 30 anni. Regionali 2020, in Emilia il centro-sinistra argina la Lega e si conferma in Calabria la vittoria del centrodestra, ora occhi puntati sulla partita del Veneto, stasera ring i commenti e le strategie verso il voto. E bufera sull'assessore del comune di Conegliano, Sonia Colombari, per un post su Facebook con una frase e una foto di Mussolini, l'opposizione chiede le sue dimissioni. Si è spento a Villorba Giuseppe Uliana, uno degli ultimi trevigiani internati nei campi di concentramento, aveva 98 anni, domani i funerali, il ricordo dei familiari. Coronavirus, stamane a Palazzo Balbi, summit dei vertici sanitari, tra i temi trattati anche le linee guida della regione alle ULSS provinciali. Nostra figlia emarginata dalle insegnanti perché disabile, nuova pesante denuncia della mamma che dopo una lunga battaglia aveva ottenuto un comunicatore nella lingua dei segni per la figlia in difficoltà. Lo sport, il basket in lutto per la tragica morte della leggenda dell'NBA Kobe Bryant, Reyer e De Longhi omaggiano il campione con messaggi di cordoglio. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la cronaca e con la caccia all'uomo in corso a Padova per individuare il maniaco che avrebbe molestato in Prato della Valle 6 donne che hanno denunciato il fatto. Sentiamo i dettagli del nostro servizio d'apertura. Salgono a 6 le denunce per molestie sessuali. 6 giovanissime donne hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni. Hanno raccontato ai poliziotti di essere state palpeggiate con violenza in Prato della Valle da un uomo con la carnagione scura. Le violenze sono avvenute tutte giovedì pomeriggio in un arco temporale di appena 20 minuti tra le 17:40 e le 18. È scattata così la caccia all'uomo. Le vittime hanno fornito un identikit dettagliato. Il molestatore avrebbe circa 30 anni e le ha avvicinate con la scusa di chiedere l'elemosina. Poi le ha palpeggiate con violenza, tanto che una delle giovanissime vittime ha riportato degli ematomi al seno e al costato. La questura lancia un appello: massima attenzione ai questuanti della zona. La prima vittima è stata una sedicenne avvicinata in Prato mentre ascoltava musica, poi una ventenne che faceva jogging e una ragazza che stava seduta su una panchina dell'isola Memmi assieme al fidanzato. La sedicenne ha chiamato il 113 e quando le altre vittime hanno visto arrivare le volanti si sono avvicinate per denunciare a loro volta l'aggressione sessuale subita. 3 delle 6 vittime si sono fatte medicare in pronto soccorso. La polizia nel frattempo ha intensificato i controlli e le ricerche dell'uomo intorno a Prato della Valle. Partorisce in ambulanza con 3 mesi d'anticipo, il neonato riporta seri traumi e così una mamma denuncia all'ospedale di Rovigo. Ha deciso di nascere una fredda mattina di gennaio, all'improvviso, con ben 14 settimane di anticipo, mentre la mamma veniva trasportata d'urgenza in ambulanza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova, il più adatto a seguire le gravidanze pretermine. Ma il piccolo, a causa della corsa in ambulanza, avrebbe riportato numerosi traumi, tanto che i genitori hanno deciso di denunciare i carabinieri di Padova e i medici rodigini, che hanno costretto la mamma al viaggio d'emergenza. Il bimbo era podalico e la mamma, alla 26ª settimana di gestazione, si è subito rivolta all'ospedale di Rovigo quando ha avvertito dei dolori sospetti, ma dopo una lunga attesa i medici hanno deciso il trasferimento a Padova. In sala parto però non ci è mai arrivata. Ha partorito nell'ambulanza lanciata a tutta velocità lungo la A13 all'altezza di Monselice. Il piccolo, che pesa appena 1,2 kg, secondo quanto riporta il Gazzettino, è grave, ricoverato in terapia intensiva neonatale con entrambe le braccia fratturate, una menomazione funzionale alla mano destra, numerosi ematomi, di cui 2 al collo, 4 al cervello e 1 al cervelletto. La mamma, disperata, ha deciso così di sporgere denuncia contro i medici dell'ospedale di Rovigo, che l'hanno fatta attendere nonostante lei avesse subito detto di avere una gravidanza a rischio e di perdere molto sangue. Il bimbo, quando è nato, era cianotico. Il medico dell'ambulanza lo ha rianimato e affidato ai medici della pediatria di Padova. Ora lo stanno curando con amore e competenza, dice la mamma al Gazzettino, chiedendo giustizia. Le elezioni regionali, siamo alla politica in Emilia-Romagna e in Calabria, che stanno avendo ricadute in termini politici a livello nazionale ma anche in termini economici, visto il crollo dello spread. In Emilia ha prevalso il candidato del centro-sinistra, Stefano Bonaccini, con oltre il 51% dei consensi, poco sopra il 43% la sfidante della Lega Lucia Borgonzoni. Il PD, che in Emilia-Romagna torna primo partito al 34,6%, Lega al 31,9%, 5 Stelle al 4,1%.
24,7, un tonfo rispetto alle politiche quando era addirittura al 27%. Tutt'altro scenario in Calabria, dove ha prevalso la candidata del centrodestra, Iole Santelli, con il 55,4%, 25 punti percentuali sopra Pippo Callipo, sceso in campo per il centro-sinistra. Anche in questo caso 5 Stelle ai minimi termini, al punto da rischiare di non entrare neppure in Consiglio regionale. Pioggia di reazioni e commenti anche in Veneto, dove si voterà in primavera per il rinnovo dell'amministrazione regionale, e questo delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria e del voto in Veneto sarà uno dei temi affrontati questa sera nel corso di Ring, che torna come ogni lunedì. In studio Vanessa Camani del PD, Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. E continuiamo con la politica, perché bufera sull'assessore comunale di Conegliano, Sonia Colombari, che su Facebook ha pubblicato una frase accompagnata da una foto di Benito Mussolini, e l'opposizione ne chiede le dimissioni. Una frase: il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame, e accanto alla foto di Benito Mussolini, tutto pubblicato su Facebook. Inevitabile scoppia la polemica, perché a postare questo è stato l'assessore al comune di Conegliano, Sonia Colombari. Dall'opposizione, per voce del capogruppo PD in Consiglio, Alessandro Bortoluzzi, immediata la richiesta di dimissioni dell'esponente della giunta. Anche il sindaco Chies condanna il gesto del suo assessore. In nessun modo può essere giustificata una pubblicazione come quella che ha fatto Sonia, spiega il Primo Cittadino. Si è trattato di un errore molto grave, che mi sorprende perché conoscendola so che questi concetti proprio non le appartengono, nemmeno figure come quelle riportate nel post. Si è trattato dunque di una pesante superficialità senza se e senza ma. Ma Chies respinge al mittente le richieste di dimissioni. Chieste le scuse, capitolo chiuso, conclude il sindaco. Intanto la diretta interessata affida ad un comunicato stampa la sua posizione. Ho condiviso un post privato nel mio profilo Facebook, privato e visibile solo agli amici. Purtroppo l'attenzione degli amici si è focalizzata sulla foto dell'autore del pensiero e non sul valore della fedeltà, scrive la Colombari. Chi mi conosce apprezza i valori, continua, che amo trasmettere attraverso le mie azioni, sempre con l'obiettivo dell'inclusione sociale. Fortemente respingo qualsiasi riferimento a persone, sia dal punto di vista politico che umano. Quando ho condiviso il post ero molto concentrata sul valore della fedeltà, per pensare che qualcuno interpretasse un pensiero cristallino e lo tramutasse in un'offesa nei confronti di colleghi da un lato e vittime di genocidi dall'altro. Oggi, conclude la Colombari, si celebrerà la giornata della memoria. La mia memoria andrà a quanto da me vissuto con commozione a Mauthausen durante i viaggi del 2018 e 2019. Concludo invitando tutti a pregare per le vittime dei genocidi e stermini di massa di tutti i tempi. E continuano a far discutere le parole del vice sindaco di Treviso, Andrea De Checchi, durante la trasmissione La nostra storia, a proposito della possibilità di dedicare una via a Giorgio Almirante. Ho dato solo un giudizio politico, ha chiarito il vice sindaco. Sentiamo allora le sue parole. Almirante, secondo lei si merita una via? Sì. Assolutamente sì. Treviso come Verona sul caso di una via dedicata a Giorgio Almirante. Venerdì sera, durante il programma La nostra storia, il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi si è espresso così sia sulla decisione presa dal comune scaligero che sulla reazione della senatrice Liliana Segre. Capisco che le motivazioni, o per meglio dire che la storia personale, le sofferenze personali possono condizionare determinate scelte, quindi assolutamente legittime. Ciò non toglie che chi ha dato molto in termini di contributo politico a questa Repubblica all'interno dei parametri della legalità, della legittimità, dell'arco costituzionale, del Parlamento, meriti sicuramente di essere ricordato nella storia italiana con una via, con una piazza o con quant'altro. Una presa di posizione che ha subito scatenato un coro di critiche, ad iniziare dall'Associazione Partigiani d'Italia. Credo che Verona stia facendo scuola in negativo, ovviamente, ma mi pare una cosa inaccettabile. Non si può mettere sullo stesso piano la Segre, ad esempio, come a Verona, e anche qui è andato a Treviso la cittadinanza onoraria, cioè chi ha subito le leggi razziali
e chi le ha promosse, come fu Almirante. Almirante è un personaggio della Repubblica di Salò, non è un fascista per caso. Sulla stessa linea il Partito Democratico in Consiglio Comunale, che respinge con forza l'eventuale proposta di una via Almirante a Treviso. Noi diamo la cittadinanza onoraria alla Segre e facciamo la via per Giorgio Almirante, proprio no. Poi, tra l'altro, insomma, era sicuramente uno che con l'antifascismo era proprio contrario. Non è una questione solo di sinistra e di destra, è questione essenzialmente di democrazia e di riconoscere ciò che è stato. Di fronte alla storia non è che i massacratori e i massacrati possono essere messi sullo stesso piano. Mi pare che sia questo il tema. E saranno celebrati domani alle 10:30 nella chiesa di Villorba i funerali di Giuseppe Uliana, uno degli ultimi internati trevigiani nei campi di concentramento. Si è spento nel sonno mercoledì sera accanto alla moglie Luigia, con cui era sposato da 70 anni. Lui, Giuseppe Uliana, di anni ne aveva 98, era uno degli ultimi internati ancora in vita. La sua storia, uno spaccato delle atrocità accadute durante il secondo conflitto mondiale. Ventenne si arruola e combatte in Grecia. Dopo l'8 settembre viene deportato in un campo di prigionia in Germania. Vi resta fino alla fine del conflitto. Era stata molto traumatica per certi aspetti, soprattutto sul fatto di come veniva trattato durante la guerra. È chiaro, era un deportato, quindi non trattato bene, però sempre molto fiero di quello che lui faceva con gli altri. Con il tempo diventa il leader, aiutando i compagni, come fece con un suo concittadino malato. Lui ha cercato sempre di consegnare quello che gli avanzava a questo suo amico, appunto, per salvarlo la vita, e difatti ogni volta che lo rincontrava lo ringraziava per appunto avergli salvato la vita. 2 giorni prima della fine del conflitto riesce a salvarsi grazie all'avvertimento di un maresciallo tedesco del campo di prigionia che lo chiama nel suo ufficio, episodio che Uliana raccontava sempre ai nipoti in tedesco. Joseph, come, e mio zio rispose quella volta, Warum? Il maresciallo ha detto, guarda, tipo in tedesco, Krieg fertig, e la guerra è finita. Giuseppe chiede se gli italiani verranno rilasciati, ma la risposta del maresciallo gli fa capire che deve fuggire e insieme ad un compagno riesce a farlo tra i campi scappando alla morte. Dal 25 aprile Giuseppe Uliana tornerà in Italia solo a metà agosto, sopravvivendo grazie alle patate raccolte lungo il tragitto. Quando l'allora fidanzata lo vede arrivare in sella alla bicicletta, fatica a riconoscerlo. Quando l'ho visto in una situazione veramente disastrosa, era coi capelli un po' lunghi e con sta barba, tutto magro. Uliana, che dopo la prigionia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, non ha mai voluto dimenticare gli anni della deportazione, raccontando fiero la sua storia. Lui ha sempre raccontato anche con il sorriso e con grande disponibilità questa sua esperienza che gli ha segnato tutta la vita. Ogni volta che me lo raccontava guardavo il film della sua vita e quindi ti rimane per sempre segnato comunque quello che raccontava. Una forza che ha contraddistinto la sua vita, affrontata sempre con il sorriso. Ogni foto che abbiamo sua ha il sorriso e ha questi occhi azzurri che splendono e quindi ho un bellissimo ricordo di lui. Coronavirus, stamane a Palazzo Balbi a Venezia, summit dei vertici sanitari, tra i temi trattati anche le linee guida della Regione alle ULSS provinciali. Intanto sentiamo come la gente sta vivendo questo delicato momento. C'è preoccupazione o no? Dicono alcuni miei amici, dicono un pochino, che vengono dalla Cina. E questo è soltanto l'inizio. Diciamo il peggio deve ancora arrivare, che sarà verso marzo-aprile, perciò di conseguenza sarà veramente da preoccuparsi. Bisogna fare attenzione alla psicosi, quello sì, però informarsi meglio, anche una cosa più importante, perché altrimenti poi diventiamo un po' razzisti sulle cose, non è corretto. C'è pericolo, è solo un piantino preoccupante. Vorrei sapere se i cinesi che sullo stesso passo, la stessa casa. Dove abita lei? Se è contagiosi, si può portare. Sono tornati dalla Cina da poco? Gli va in giro, gli va. Cosa vi sembra? Adesso fanno un gran gonfiore di tutte queste robe, poi non succederà niente, stia tranquilla. Cioè, secondo lei c'è un'informazione sbagliata, quindi sta dicendo?
Fanno le cose più grandi di quello che sono, signora, per confondere anche. Non è preoccupata quindi? No. Sebbene che cinesi ne abbiamo abbastanza anche noi. Le epidemie sono sempre le cose che più fanno paura, perché noi siamo abbastanza inermi quando succedono, però penso che appunto la prevenzione e comunque il sistema sanitario che abbiamo noi sia un ottimo sistema, e quindi tutelarsi, informarsi soprattutto e non andare in panico alla prima febbre, perché sennò diventa un disastro. E la situazione indubbiamente sarà preoccupante. Comunque al momento io non sto prendendo nessuna precauzione, nel senso di vaccino, tanto morire bisogna, quindi prima o poi. Speriamo bene per tutti. Speriamo che avvenga il più tardi possibile. Vabbè, noi là non possiamo intervenire. Adesso una vicenda di presunta emarginazione scolastica. Raccontarle i genitori di una bambina che dopo aver lottato e ottenuto un comunicatore nella lingua dei segni ora si scontrano con un altro ostacolo. Un papà che spera che vada a scuola per imparare e per costruire con tutti, non per se stessa, e che resta emarginata e basta, perché per conto mio a scuola è integrazione, non è emarginazione. Emarginata perché è disabile. E questa è l'accusa che Giovanni Fantin e Raffaella Buziol lanciano nei confronti della scuola elementare trevigiana frequentata dalla figlia, che è stata già protagonista di quello che potremmo definire un disservizio scolastico, ovvero la mancanza di un comunicatore con la lingua dei segni, in quanto la bambina comprende tutto sentendo e vedendo perfettamente, ma ha difficoltà nell'articolare la parola. Per questo mamma Raffaella, che tutti hanno soprannominato la leonessa per via dell'energia che mette nel difendere i suoi figli, ha combattuto contro tutto e tutti, ma è riuscita nel suo obiettivo. Ha 28 ore di esperti LIS, persone che sono formate in lingua dei segni, e questo è stata la cosa più bella che potesse arrivare a scuola. Però purtroppo ci sono dei gravi problemi. Che si sintetizzano in una diversa gestione delle lezioni da parte delle insegnanti. Ci sono salti di informazione su quello che riguarda l'istruzione, cioè mia figlia arriva a casa dove i quaderni non sono uguali agli altri, io sono costretta a dover chiedere gentilmente ai compagni per poter dare le stesse fotocopie che danno agli altri e poter andare in analitico sull'argomento. E questi sono i quaderni della bambina, dove mamma Raffaella ha aggiunto quello che la scuola ha negato a sua figlia. La parte della scuola è la parte invece che la mamma ha fatto al posto della scuola. Allora, questo è il quaderno di geografia, la scuola aveva fatto questo e aveva fatto questo, la mamma invece ha integrato, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, poi la mamma ha fatto questo, la scuola non aveva dato questo e la mamma l'ha preso, la mamma ha ricopiato questo, poi ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, e ora io mi trovo a dover fare un ruolo che non dovrebbe essere mio. Io sono la mamma, invece devo fare anche da maestra. Genitori che più volte hanno cercato di capire il perché di questa disparità in classe. C'è anche il diritto di avere delle risposte e non il diritto al silenzio, e essere chiamati solo per la cosiddetta scadenza. Io un colloquio come gli altri genitori non l'ho ancora fatto con gli insegnanti. Per questo Raffaella e Giovanni lanciano questa provocazione alla preside della scuola. È ostacolata nel conoscere i vocaboli della lingua dei segni, è ostacolata in quello che è il concetto di istruzione. Allora che cosa facciamo? Ostacoliamo in tutto? Allora perché dobbiamo obbligatoriamente mandarla a scuola? È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. È stato trovato senza vita a 38 anni Matteo Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell'antica Murrina veneziana. L'uomo si trovava in un ostello a Mestre.
Hanno bussato alla porta, lo hanno chiamato al telefono, ma ogni contatto è risultato vano. Matteo Voltolina, 38 anni, figlio di uno dei fondatori della Murrina veneziana, era morto. A trovarlo i gestori dell'ostello Anda Venice, che si trova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Mestre. L'uomo era in pigiama ai piedi del letto, nessun segno di infrazione, tutto in camera era a posto, soldi, portafoglio, nessun segno di violenza. Il 38enne è morto forse a causa di un malore nella notte. Sul posto, oltre agli uomini del SUEM, anche i carabinieri. Matteo Voltolina, che abitava in campo San Maurizio, aveva deciso di soggiornare per una notte a Mestre. Era arrivato tardi nella struttura, stava bene, dicono i gestori, ha dato la buonanotte ed è andato in stanza, ma la mattina non è sceso, mettendo in allarme il personale dell'ostello. La procura ha disposto sul 38enne l'esame autoptico per stabilire l'esatta causa della morte. Era in fuga ormai da un anno, un uomo condannato dal Tribunale di Vicenza per sfruttamento della prostituzione è stato rintracciato in Austria e ora è in carcere in Italia. L'anno scorso era stato processato e condannato dal Tribunale di Vicenza per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ma subito dopo aveva fatto perdere le sue tracce. Protagonista della latitanza, un romeno di 29 anni, che deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. I carabinieri lo cercavano da quando era finito il processo e il suo nome da allora risultava nella banca dati delle forze di polizia, con un provvedimento di arresto da eseguire, fino a quando l'uomo non è finito nella rete dei controlli della polizia austriaca. Il 29enne, che non ha opposto resistenza, è stato preso in consegna e trasferito nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine. Voltiamo pagina, il basket, ma lo sport in generale sono in lutto per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, mito dell'NBA, morto ieri in un incidente in elicottero assieme alla figlia di 13 anni ed altre 7 persone. Sulla pagina Facebook della Rai Air Venezia e della De Longhi Treviso il messaggio di cordoglio delle società per il dramma. La De Longhi ha voluto anche ricordare le tante volte nelle quali un giovanissimo Bryant era entrato al Palaverde per assistere alle partite del Papa Gioe con le squadre italiane su tutte Reggio Emilia nelle quali aveva militato. Apre in centro storico a Venezia dall'11 febbraio l'esposizione permanente di Venice Vintage Toys, uno splendido mondo di creature di gomma con 5.000 pezzi che raccontano la storia dell'animazione e della televisione negli anni 60, 70 e 80. Il conto alla rovescia è già scattato. Apre l'11 febbraio la collezione permanente di Venice Vintage Toys, un mondo popolato da ben 5.000 oggetti e creature di gomma da collezione, un sogno dell'appassionato Fabrizio Fontanella, veneziano, più forte dell'acqua alta, come il grande Goldrake, alto 2 metri e passato sotto il ponte di Rialto qualche giorno fa. Contro l'acqua alta, i supereroi di creature di gomma Venice Vintage Toys portano il grande Goldrake a difesa della città. Da febbraio venite tutti a visitare creature di gomma Venice Vintage Toys, a 2 passi dalla stazione e da Rialto. Una passione che Fontanella ha cominciato a sentire da bambino e che continua ancora oggi, all'età di 47 anni. Un'avventura che lo ha portato a farsi conoscere a livello nazionale e ad incontrare e diventare amico di tanti grandi personaggi importanti, tra cui Giorgio Cavazzano, Guido De Maria, Gino Gavioli, Bruno Bozzetto e Maria Perego, la mamma di Topo Gigio. Tante le iniziative e gli appuntamenti in programma dall'11 febbraio in poi. Sarà anche un'associazione culturale con un'esposizione permanente con oltre 5.000 pezzi legati al mondo della televisione, dello spettacolo, dell'animazione degli anni 60, 70, 80. Faremo incontri con gli autori, faremo didattica per le scuole. Venite a trovarci, Venice Vintage Toys. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10. In studio ci saranno Cinzia Bonan, segretario generale della CISL di Belluno Treviso, e Francesco Benazzi, direttore generale dell'USL 2 Marca Trevigiana. E poi naturalmente a seguire torna a Ring, la politica alle corde, con Vanessa Camani del PD, Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
Bentrovati al meteo. Non cambia di molto la situazione rispetto al weekend, inizio di settimana più stabile ma sempre piuttosto grigio. La previsione di lunedì. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ma tempo in genere asciutto, nebbie anche fitte in mattinata e poi durante la serata. Temperature minime sotto zero, massime tra 2 e 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia sulle pianure, cielo molto nuvoloso un po' dappertutto invece altrove. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi tra 8 e 10 gradi. Più sole invece sul Trentino Alto Adige, con cielo, vedete, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.